Un ponte sul futuro. La pedemontana veneta prende forma e il governatore Luca Zaia si coccola alla sua creatura. Così oggi il varo del ponte d'acciaio sull'Astico da 1481 tonnellate è un evento da festeggiare. L'occasione per rilanciare le ambizioni del Nord-Est. Obiettivo raggiunto, un altro obiettivo che abbiamo segnato come regione è la volontà di dire che questi 99 km di nastro d'asfalto che interesseranno 36 comuni della provincia di Treviso e Vicenza diventano e sono realtà. La pedemontana è un colosso senza precedenti, una delle più grandi opere mai realizzate in Veneto. 94 km e mezzo da Montecchio Maggiore a Spresiano che coinvolgeranno 36 comuni delle province di Vicenza e di Treviso. I tempi di conclusione sono previsti per il 2016, ma il governatore veneto scommette che il traguardo non solo verrà rispettato, ma verrà addirittura anticipato. Dobbiamo anticiparlo e abbiamo già tutto il piano finanziario definito, che sono 2 miliardi e 130 milioni di opere, riguardano 94 km e mezzo, 36 comuni, 16 caselli, ma soprattutto ricordiamo che almeno 70 comuni avranno l'esenzione dal pedaggio. La pedemontana è anche una promessa di lavoro nella stagione della crisi. Solo nel cantiere del ponte sull'Astico a Breganze sono impegnati 300 operai. Ringrazio l'azienda che ha accettato di accogliere questo mio invito pubblico di far lavorare le imprese del Veneto. Sono migliaia di lavoratori che lavoreranno su questi 94 km e mezzo e porteranno sapienza e laboriosità veneta a realizzare questa superstrada. Una promessa di lavoro oggi, una promessa alla competitività di domani, quando la pedemontana sarà conclusa e Bassano con l'Alto Vicentino saranno strappati dall'isolamento e riportati nel cuore pulsante dell'economia veneta. E aumenta la competitività, basterebbe fare un esempio: questa percorrenza dall'Alto Vicentino a Treviso Nord oggi significa più di un'ora e un quarto di auto, di furgone o peggio ancora di camion. Dall'altro con questa superstrada decisamente sotto la mezz'ora. Insomma, il messaggio ai comitati e a chi digiuna per protestare contro la nuova superstrada è chiaro: la pedemontana è un'opera con molti pregi e quasi nessun difetto. Quest'opera ha avuto una mitigazione che è unica, basti pensare che l'80% del nastro d'asfalto correrà in trincea sotto il piano campagna. Originariamente non era così, ma poi una volta deciso si deve fare. Poi se qualcuno vuole continuare ad oltranza con i comitati è libero di farlo, siamo in democrazia, ma noi la strada la facciamo.